Bene, ci troviamo con Francesco Tonon, autore del secondo gol, del 2-0, che ha dato la tranquillità che ci ha permesso poi, anche se abbiamo subito verso la fine su Mischia, insomma, i 3 punti. Contento della tua partita, del risultato? I tifosi che si vedono sul sottofondo sicuramente contenti. Che dici? No, niente, sì, sono contento di più del fatto di aver fatto gol. Sì, niente, è andata bene così. Entrare in corsa, insomma, è sempre difficile per tutti, bisogna scaldarsi. Oggi comunque sei entrato tranquillo, la squadra stava girando. Come ti sei sentito? Mi sono sentito tranquillo sicuramente, perché comunque sì, con i compagni che avevo in campo c'era molta sicurezza. Il campo non era dei migliori, è l'unico fattore che mi ha un po' preoccupato, ma del resto sì, tutto bene. Sì, infatti il nostro mister non si è, mi sembra, lamentato del campo, però io l'ho fatto notare al mister avversario, perché effettivamente era un po' difficile in certe parti del campo controllare la palla. Sì, diciamo che come superficie non era male, solo che chiaramente dall'acqua che c'è stata era normale trovarlo in queste condizioni. Bene, allora per chiudere questa breve intervista, come ti senti e cosa chiedi a te stesso da qua alla fine del campionato? Niente, chiedo sempre di più, trovare più spazio e niente. Insomma, se il mister ti chiama, presente. Rispondo presente. Va bene, grazie Francesco, ciao.